Amiche e amici sportivi di Telearena Sport, eccoci tornati finalmente dopo quasi un mese di assenza allo stadio Olivieri di Via Sogare a Verona, dove appunto le ragazze della GSM Verona tornano a calcare il terreno amico nel campionato di Serie A femminile per affrontare il Permac Vittorio Veneto nel derby regionale del massimo campionato. Si affrontano dunque le uniche due formazioni del Veneto presenti nel campionato di Serie A femminile. La GSM Verona al terzo posto della classifica, ancora qualche chance di agganciare la vetta o quantomeno il secondo posto utile per la qualificazione Champions. Si deciderà tutto nelle ultime 4 giornate, quando ci saranno tutti gli scontri diretti. Il Vittorio Veneto, neopromossa nel massimo campionato, è lì ai margini della zona salvezza, anzi in zona retrocessione, con però ancora buone speranze di ottenere la salvezza, perché anche gli scontri diretti per la salvezza sono quasi tutti da disputare nelle ultime giornate di campionato. Il direttore di gara inquadrato in questo momento è il signor Mattia Caldera della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Mangano e Zaltron. Le formazioni in campo: ancora formazione rimaneggiatissima per il tecnico scaligero Renato Longega, che deve ancora rinunciare a Melania Gabbiadini, presente in panchina assieme a Baldo, altra infortunata. Carissimi non è pure in panchina, come Stephanie Östrom, operata al piede 3 giorni fa, assiste alla gara delle compagne dalla tribuna. Ma in campo ci sono il portiere scozzese Harrison, Ledri, Di Criscio, Pirone, Bonetti, Fuselli la terza, Sofia, giocatrice della formazione primavera, Squizzato, Salvai e Belfanti. Questo l'11 quasi obbligato schierato da mister Longega, che in panchina porta il portiere Gava, Zorzi, Gabbiadini e Brutti, Baldo e Pavana. Risponde mister Sergio Fattorelle per quanto riguarda il Vittorio Veneto con Reginato tra i pali, Mantuani, Virgili, Perin, Daros, Mella, Dare, Manzon, Zanon, De Martin e Cisotto. In panchina Canzian, Piai, Tonon, Cettolin, Simeoni, Zandomenichi e Barzan. Partita iniziata da alcuni minuti. AGSM Verona che torna ad indossare la maglia giallo fluo, il Vittorio Veneto con la tradizionale maglia rosso-blu. C'è Pirone, rientrata proprio in extremis, anche se non è al meglio della condizione dopo le 2 settimane di stop per un leggero infortunio, e dunque Pirone, stringendo i denti, è in campo dal primo minuto. Attenzione alla ripartenza del Vittorio Veneto, pallone però lunghissimo, docilmente tra i piedi del portierone giallo-blu Rachel Harrison, che dovrà difendere la porta da titolare sicuramente sino al termine della stagione sportiva, perché il campionato è finito per la giocatrice solitamente numero 1 della GSM Verona, Östrom. Nel frattempo la prima ghiotta occasione per la GSM Verona con Tatiana Bonetti, che non ha inquadrato la porta, il tutto al secondo minuto della prima frazione di gioco. Attenzione alla ripartenza, il pallone è buono per Cisotto, che poi incredibilmente incespica sul pallone e praticamente va a sfumare l'azione che poteva essere veramente micidiale. Il contropiede del Vittorio Veneto con Cisotto che tutta sola, in posizione regolare a giudizio dell'assistente del direttore di gara, che non ha alzato la bandierina nonostante le proteste del pubblico di fede giallo-blu sugli spalti dello stadio Olivieri di Via Sogara. Attenzione, perché Cisotto va via sulla destra. Cisotto non supera però la guardia di Cecilia Salvai, che esce palla al piede, osserva il posizionamento delle compagne, serve in verticale Bonetti che si gira, Bonetti che torna sui propri passi, serve il pallone a Fuselli, poi non si chiude la triangolazione con Valeria Pirone, dunque sfuma questo tentativo in velocità da parte della GSM Verona. La GSM Verona ancora in possesso di palla con Pirone, il servizio sulla destra non arriva a Michela Ledri, capisce tutto la giocatrice del Vittorio Veneto, che può ripartire nella propria metacampo con Perin che allontana la sfera, un batti e ribatti sulla tre quarti, e poi la giovanissima Sofia che va a rubare palla per Bonetti, la conclusione di Bonetti
che termina di un nulla a lato della porta di Reginato. Seconda ottima opportunità per la GSM Verona. All'11° minuto di gioco, anzi al 10° minuto al nostro cronometro, Bonetti appare ispirata la giocatrice numero 10 della GSM Verona e pallone che termina direttamente in calcio d'angolo. La prima battuta dalla bandierina per la formazione allenata da mister Longega, ed è la giovane Angelica Soffia ad andare a posizionare il pallone. Ha chiamato lo schema, ha alzato le braccia, lo rifà, quindi sicuramente ha chiamato lo schema. Il pallone sul secondo palo, svetta la difesa Bonetti ed è il gol della GSM Verona. 11° minuto della prima frazione di gioco, sblocca il risultato Tatiana Bonetti, la giocatrice che ci è apparsa più in palla in questi primi 11 minuti. Ci aveva provato già in un paio di occasioni senza riuscire ad inquadrare la porta. Rivediamo il cross nel mucchio da parte della giovanissima primavera Angelica Soffia, svetta di testa la difesa del Vittorio Veneto, che poi non riesce ad allontanare il pallone. Bonetti di potenza, pallone che si insacca dove assolutamente non può arrivare l'incolpevole Reginato. Dunque AGSM Verona in vantaggio all'11° minuto della prima frazione di gioco, con il capocannoniere della propria squadra Bonetti, vice capocannoniere della Serie A. E allora AGSM Verona che gestisce il pallone con Di Criscio, l'apertura sulla destra per Ledri, pallone basso in mezzo, la girata di prima intenzione da parte di Fuselli, pallone alto sopra la porta, difesa da Reginato. Minuto 14°, sempre AGSM Verona 1, Vittorio Veneto 0. Attenzione alla ripartenza del Vittorio Veneto, palla buona sulla destra per Mella ha davanti a sé la giocatrice, la terza della GSM Verona, scarica all'indietro, ancora il cross in area, svetta la difesa della GSM Verona, poi Pierone di testa, interviene Bonetti, scambia con Soffia, il pallone in avanti che si perde, fa buona guardia Perin nel cerchio di centrocampo, l'apertura sulla destra, attenzione alla conclusione da parte del Vittorio Veneto con Mella, che sino a questo momento riesce a perforare la difesa della GSM Verona con una certa facilità sulla destra. Dunque questo potrebbe essere il motivo principale dei tentativi della formazione trevigiana, mentre Harrison con il pallone tra i piedi lo cede direttamente sulla sinistra alla terza, in profondità la verticalizzazione per Bonetti, lo scambio un po' a metà strada tra Pierone e Fuselli. A buon gioco dunque la difesa del Vittorio Veneto, che ora si ripropone sempre sulla fascia destra. Attenzione perché il pallone è buono, ci sono due giocatrici del Vittorio Veneto. Attenzione, incredibile, perso tempo in maniera incredibile Zanon, che poi va alla conclusione da posizione angolata. Protestano per la concessione del fuorigioco, ma non è di questo avviso il direttore di gara. La battuta dalla bandierina, il tentativo di testa da parte della numero 21, si tratta della Daros, nulla di fatto, poi si scontrano due giocatrici in campo, l'arbitro dice che è tutto regolare, pallone che viene allontanato ma di poco dalla difesa della GSM Verona, c'è un momento di confusione. Allora il direttore di gara dice che il pallone è terminato in fallo laterale, mentre ci sono ancora le proteste da parte di Pierone con il direttore di gara per un fuorigioco che, a dir la verità, era parso piuttosto evidente da parte delle giocatrici in maglia rosso-blu del Vittorio Veneto. Attenzione perché c'è un errore in fase difensiva da parte di Soffia, rimedia in qualche modo la GSM Verona, poi c'è un po' di confusione, ancora il tentativo da parte del Vittorio Veneto e risponde bene a terra sulla De Martin il portierone della GSM Verona Harrison, chiamata per due volte nel giro di pochissimi minuti all'intervento.
C'è Ledri dall'altra parte, vertice dell'area di rigore, cerca di rientrare Ledri, però scivola. Alla meglio da Ross, che poi spedisce con una deviazione in fallo laterale. La rimessa in gioco da parte del Vittorio Veneto, che poi perde pallone in una posizione pericolosa. Bonetti cerca l'incrocio, non lo trova per questione di centimetri al 20° minuto della prima frazione di gioco. Il risultato dice sempre 1-0 per la GSM Verona e poteva essere solo Bonetti a sbloccare il risultato, perché la giocatrice che fino a questo momento sta praticamente impensierendo quasi da sola la difesa del Vittorio Veneto, un Verona privo di Melania Gabbiadini in avanti, ma privo anche di tante altre giocatrici come Carissimi, altra nazionale, tutte infortunate al rientro dalla doppia gara con la nazionale azzurra. C'è Ledri che apre sulla sinistra per Fuselli, che si accentra, potrebbe tirare, non lo fa invece, va a servire Pierone, ha davanti a sé un'avversaria. La conclusione di Pierone, che ancora non riesce ad inquadrare la porta. La GSM Verona sino a questo momento neppure una parata, possiamo dire, da parte di Reginato, anche se le conclusioni verso la porta del Vittorio Veneto non sono certamente mancate da parte della GSM Verona, naturalmente, oltre al gol messo dentro da Tatiana Bonetti. Di Criscio all'indietro per Squizzato, ancora Squizzato e Di Criscio che duettano, e poi a GSM Verona che con calma nel cerchio di centrocampo, Salvai per Squizzato, poi sulla sinistra c'è Pierone che è andato a prendersi la palla, il traversone in area di rigore alla ricerca di Michela Ledri, poi c'è Bonetti che lotta sulla tre quarti, riconquista la palla, la cede alla giovane Sofia che non riesce a mantenere il possesso della sfera, lo riconquista subito Salvai, l'apertura sulla sinistra è buona per Pierone, area di rigore per Pierone, il tentativo di Bonetti e poi pallone che viene deviato sulla traversa, quasi gol al 25° da parte di Tatiana Bonetti, complice una deviazione che ha spedito il pallone sulla traversa e poi si è salvato in qualche maniera il Vittorio Veneto. Sempre 1-0 per i colori giallo-blu della GSM Verona, il risultato che conta. Un Vittorio Veneto che però non è stato a guardare, ha avuto anche le proprie buone occasioni da gol. Bonetti cede il pallone a Ledri, si è sportata sulla sinistra ora, il pallone in mezzo che doveva raggiungere Fuselli, ma così non è stato perché ha fatto buona guardia la difesa del Vittorio Veneto. Si fa largo in area di rigore Sofia per l'appoggio e la conseguente conclusione da parte di Di Criscio. Questa volta pallone ben lontano dalla porta difesa da Reginato. Vittorio Veneto che supera la linea mediana del campo con Zanon, cade a terra Zanon, il calcio di punizione, mentre nel frattempo c'è stata una sostituzione tra le fila della GSM Verona, quando con le nostre immagini siamo già giunti in pieno recupero della prima frazione di gioco. Attenzione, mamma mia, pericolo per la difesa veronese. Cisotto si mangia incredibilmente l'occasione per il pari, mentre vi stavamo dicendo che non c'è più in campo nella GSM di Verona la giovane Sofia, che è stata portata fuori in ambulanza addirittura, anzi in barella, anche se la vediamo ora seduta in panchina, quindi qualche problema probabilmente emozionale per la giovanissima giocatrice della Primavera gialloblu. È stata sostituita da Veronica Brutti, che fa il suo esordio in prima squadra. Veronica Brutti che viene impiegata solitamente nella formazione di calcio a 5 della GSM Verona, ma Veronica Brutti naturalmente dai lunghi trascorsi anche in Serie A, non solo con la maglia della GSM Verona ma anche con Fiorentina e Reggiana, solo per citare due squadre. Nel frattempo il signor Mattia Caldera della sezione di Como manda dopo 47 minuti le squadre negli spogliatoi con l'esiguo vantaggio della GSM Verona, grazie alla rete messa dentro all'11° minuto da Tatiana Bonetti. Una GSM Verona con moltissime assenze, ma una GSM Verona che ha disputato un discreto primo tempo, moltissime le occasioni da gol non finalizzate dalla GSM Verona, ma ci sono state anche
le occasioni da parte del Vittorio Veneto, e questo non succede in molte occasioni, specialmente con le formazioni di seconda fascia e specialmente sul sintetico amico di Via Sogare, dove è iniziata la seconda parte di gara con un calcio di punizione in favore della formazione scaligera, ed è la terza a battere questo calcio di punizione nell'area di rigore. Nulla di fatto, ma c'è Di Criscio, apre sulla destra per la corrente Belfanti, pallone in area di rigore per l'uscita, attenzione, perde palla il portiere del Vittorio Veneto, e poi incredibile sulla conclusione, praticamente a botta sicura da parte di Bonetti, c'è stato il salvataggio della giocatrice Perin del Vittorio Veneto, che praticamente si è sostituita a Reginato, praticamente fuori causa. Attenzione dall'altra parte, il tentativo incredibile, e arriva il pareggio del Vittorio Veneto al minuto quarto della ripresa. Cisotto coglie impreparata la difesa della GSM Verona e mette dentro il gol del pareggio. Questo in calcio, gol sbagliato, gol subito. È la legge che è ancora valida evidentemente dopo tanti anni. Rivediamo, c'è questo pallone servito in qualche maniera da parte della neoentrata Simeoni del Vittorio Veneto a Cisotto, che ha infilato in disperata uscita Harrison per il gol dell'1-1. Attenzione, ancora Vittorio Veneto ora ringalluzzito dalla rete del pareggio. Fa buona guardia però Claudia Squizzato, che cede il pallone alla compagna di reparto, la terza, ancora la terza per Salvai. Un Verona colpito a freddo quando tutti si aspettavano il gol del 2-0, fallito veramente clamorosamente da Bonetti, con un salvataggio incredibile da parte della formazione del Vittorio Veneto. Ora Verona che si riversa in avanti, il cross nel mucchio da parte di Ledri, poi Bonetti che addomestica il pallone di testa, viene contrastata, viene murata, calcio di rigore. Il direttore di gara indica il dischetto del calcio di rigore dunque a GSM Verona, con Bonetti che ha possibilità di riportarsi subito in avanti. La parata, il miracolo da parte di Reginato che spedisce il pallone in calcio d'angolo. Dubbio forse la concessione del calcio di rigore, ma era un calcio di rigore da far ripetere, perché c'è una giocatrice del Vittorio Veneto che addirittura va ad affiancare quasi Bonetti nel momento della battuta. È entrata assolutamente di almeno 5-6 metri all'interno dell'area di rigore prima della battuta da parte di Bonetti. Fatto sta che Tatiana Bonetti si è fatta ipnotizzare dalla numero 1 del Vittorio Veneto, Reginato, e dunque sempre 1-1, calcio di rigore fallito dalla GSM Verona. Verona che ora si riversa in avanti a testa bassa. Di Criscio sulla tre quarti cerca di dare un po' di ordine, cede il pallone all'indietro per la terza, la sventagliata in avanti, il colpo di testa di Fuselli per Bonetti, il miracolo, autentico miracolo da parte di Reginato, che si esalta ed ha ragione ad esaltarsi, perché al 21esimo della ripresa Reginato tiene a galla la formazione del Vittorio Veneto. Vittorio Veneto letteralmente salvato da Reginato. Prima è andata a parare il calcio di rigore di Bonetti, poi sempre su Bonetti è andata a tirar fuori dalla porta un gol già fatto. Attenzione, area di rigore, la difesa ora del Vittorio Veneto un po' in affanno, fa fatica la formazione trevigiana ad uscire dalla propria metà campo in questi ultimi minuti. Attenzione però, c'è questa ripartenza clamorosa con il Vittorio Veneto che si mangia incredibilmente l'occasione per passare in vantaggio con Cisotto, e questa volta è Harrison a salvare il risultato alla mezz'ora della ripresa. Possibilità addirittura per passare in vantaggio da parte del Vittorio Veneto.
incredibili il susseguirsi di emozioni di questa partita. Attenzione, c'è Pierone, siamo già nell'area di rigore del Vittorio Veneto, non si capiscono questa volta Pierone e Fuselli, ma interviene Brutti che tenta la conclusione, pallone altissimo sopra la porta di Reginato, assoluta protagonista del match Reginato, ma non da meno Harrison, che pochi istanti fa ha salvato il risultato per la GSM Verona. La GSM Verona ora in avanti con la forza della disperazione, calcio di punizione per il fallo su Pierone, si incarica della battuta di Criscio, il pallone dalla lunghissima distanza che sfiora letteralmente l'incrocio dei pali. 31esimo minuto della ripresa, 1-1 il risultato che conta per le reti di Bonetti e Cisotto. AGSM Verona in avanti con la forza della disperazione. Tra l'altro i risultati dagli altri campi sarebbero anche favorevoli ai colori giallo-blu, perché sta pareggiando il Brescia, sta pareggiando anche il Mozzanica, rispettivamente prima e seconda in classifica. Bonetti apre per Di Criscio, osserva le compagne in area, il pallone dentro di Di Criscio, non ci arriva alla deviazione vincente Bonetti, pallone che si perde a lato della porta difesa da Reginato, che rinvia il pallone sulla tre quarti. Riprende il Verona, attenzione, palla di Pierone, Bonetti che lascia Ledri, la rete della GSM Verona. 32esimo minuto della ripresa, torna in vantaggio la GSM Verona con Michela Ledri di Sant'Anna d'Alfaedo, la veronese Doc. Rivediamo Bonetti che si fa largo in area e poi cede il pallone a Ledri, che questa volta riesce ad infilare il pallone dove Reginato, anche se ci ha provato, ma era veramente da due passi, Reginato nulla ha potuto questa volta. 2-1 per la GSM Verona, il 34esimo della ripresa. Verona che deve anche un attimino gestire il risultato, non deve più subire quei contropiedi da parte del Vittorio Veneto. Attenzione a Verona in avanti con Fuselli, area di rigore, Fuselli, c'è una deviazione ed è gol! Il gol di Silvia Fuselli, complice una netta deviazione da parte di un difensore del Vittorio Veneto, ed è la rete al 34esimo della ripresa del 3-1 della GSM Verona, gol che riteniamo mette in ghiaccio la partita, perché mancano 10 minuti più recupero al termine dell'incontro. Rivediamo il tiro cross da parte di Fuselli, sporcato nettamente da un difensore del Vittorio Veneto che ci mette il piede, e dunque deviazione che inganna Reginato, e dunque 3-1 della GSM Verona. Ancora Fuselli, il cross di Fuselli ed è il gol della doppietta personale da parte di Silvia Fuselli. La manda a quel paese, giustamente, d'altra parte la numero 1 del Vittorio Veneto Reginato, probabilmente un cross, voleva essere un cross all'interno dell'area di rigore, ne è uscita una traiettoria beffarda per Reginato. Il gol del 4-1 della GSM Verona. Rivediamo, pallone che va ad insaccarsi nell'angolino lontano, esterefatta Reginato, che poi dice ma va ma va a quel paese. E dunque 4-1 della GSM Verona, quando siamo già entrati nei minuti di recupero. 3 minuti di recupero decretati dal signor Caldara di Como. Nel frattempo, risultati dagli altri campi. Il Brescia è riuscito a vincere sul campo della Res Roma, anche se con il minimo scarto, mentre Südtirol e Mozzanica sono bloccati sull'1-1, risultato veramente incredibile, perché quindi con questo risultato la GSM Verona raggiunge il Mozzanica al secondo posto in classifica, quindi la GSM Verona riagguanta la zona Champions a 4 lunghezze dal Brescia. Dunque mini fuga del Brescia, 4 lunghezze di margine sulla coppia a GSM Verona Mozzanica, e sabato prossimo, udite udite, c'è proprio Brescia a GSM Verona, gara assolutamente difficile per i colori giallo-blu, perché in queste condizioni, con tutte queste infortunate, c'è da sperare almeno nel recupero di qualche giocatrice, anche se le giovani chiamate anche quest'oggi a dare una mano alla formazione, alla prima squadra giallo-blu, hanno dato il proprio contributo, ma con squadre di primo livello
come il Brescia, certamente difficile. Direttore di gara nel frattempo che osserva l'orologio, fischia per 3 volte e dunque termina qui AGSM Verona Vittorio Veneto con un 4-1 quasi insperato fino a un quarto d'ora dalla fine, quando la GSM Verona non riusciva a riportarsi in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Cisotto. Ricordiamo i gol: nel primo tempo Bonetti, il momentaneo pareggio di Cisotto del Vittorio Veneto, e poi Ledri e 2 volte Fuselli hanno indirizzato il risultato decisamente per i colori giallo-blu della GSM Verona. Noi ora andremo in sala stampa ad intervistare Mister Longega, ad intervistare le protagoniste di questo match. Appuntamento tra 7 giorni per la trasferta difficilissima di Brescia, e naturalmente a martedì prossimo sui canali di Telearena Sport. Mister, un 4-1 che non rispecchia l'andamento della partita, perché è un Verona che ha faticato molto e solo nell'ultimo quarto d'ora della ripresa è riuscito ad avere la meglio di questo Vittorio Veneto. Ma non abbiamo fatto una grande partita, effettivamente l'abbiamo sbloccata nel finale, anche se avevamo avuto tante occasioni, abbiamo preso una traversa, abbiamo sbagliato un rigore, però abbiamo giocato maluccio e il Vittorio Veneto ci ha messo spesso in difficoltà. È un Verona che alla fine di questa giornata si ritrova al secondo posto della classifica. Avete riagguantato questo Mozzanica. Ma direi che questa è stata la nota positiva del fine settimana. È chiaro che adesso ci aspettano tutti i confronti diretti, sabato prossimo saremo a Brescia e poi Mozzanica, Firenze, per cui ci si giocherà tutto alla fine. Noi dobbiamo andare là cercando di vincere per riaprire questo campionato. Tante big fuori dal campo a seguire la partita, dentro alcune giovani, questa forse è un'altra nota positiva della giornata. Ma noi stiamo andando avanti anche e soprattutto grazie a queste giovani che ci stanno aiutando. È chiaro che speriamo però di riuscire a recuperare qualche big, anche se la vedo dura. Però dobbiamo far di necessità virtù, come ho già detto, la Primavera è una buona squadra, ha delle ragazze molto brave e cercheremo di sfruttarle nel momento in cui ne avremo bisogno. Silvia, una doppietta nel finale di gara che ha messo in ghiaccio la partita, ha messo anche tranquillità alla squadra, anche un po' di fortuna alla fine. Sì, sono stati indubbiamente 2 gol un po' fortunati, però ogni tanto ci vuole anche quella. Diciamo che a noi ultimamente secondo me ci è anche un po' mancata, però l'importante oggi erano questi 3 punti e ci siamo riusciti, e quindi bisogna essere comunque contente, nonostante la prestazione forse non sia stata delle migliori, perché i ritmi sono stati troppo bassi, soprattutto nel primo tempo, e quindi siamo stati troppo spesso prevedibili. Sabato ci sarà il big match sul campo della capolista a Brescia, ci vorrà un altro Verona, magari sperando di recuperare qualche pedina, però è dura se non si alzano un po' i ritmi di gioco. In una giornata poi che ha visto anche le altre big in difficoltà. Sì, come si può vedere anche dai risultati, questo campionato è secondo me molto equilibrato e possono essere risultati anche non sempre scontati. Noi ci prepareremo al meglio la prossima settimana, speriamo di recuperare appunto alcune giocatrici per potersi presentare al meglio contro il Brescia e comunque giocarsela come ogni volta. Cecilia, il risultato finale dice 4-1, però è stata una partita molto più difficile di quello che possa dire il finale. Sì, secondo me dovevamo sfruttare più il primo tempo, dove loro si sono rese pericolose qualche volta, però diciamo che abbiamo abbassato troppo i ritmi nel primo tempo e comunque ritornare in campo secondo tempo con l'1-0 non è mai facile. Loro infatti devo dire che sono scese in campo molto, molto determinate, tant'è che sono riuscite anche a recuperare subito, a raggiungere il pareggio, e poi noi tutte diciamo hanno tirato fuori quello che avevano, chi più chi meno, e secondo me è meritato, forse anche troppo 4-1, però alla fine è andata bene così. E alla fine dei conti è il risultato più netto della giornata, di una giornata di campionato con alcune sorprese, su tutte il Mozzanica che non va oltre il pareggio con il Sud Tirol, e dunque avete agguantato il secondo posto. Sì, quello fa sempre piacere, però secondo me saranno decisive queste 4 ultime partite che abbiamo adesso, quindi certo che è buono questo risultato del Mozzanica per noi, però non abbiamo ancora fatto niente. Stefani, allora, come si vede la partita dalla tribuna?
Beh, di sicuro preferisco vedere la partita del campo che in tribuna perché è molto peggio di non poter aiutare la squadra, però oggi è andata bene, abbiamo 3 punti e quella era la cosa più importante. A 3 giorni dall'operazione, comunque vederti già seguire le compagne allo stadio è già una bella cosa. Oh, ma l'intervento è andato molto bene, non ho neanche dolore, quindi volevo stare qua e aiutare la squadra in modo mio.